13.05, buongiorno, ben ritrovati in diretta, come sempre a ore 13 ogni giovedì torniamo ad approfondire i temi che riguardano il fisco, le sfide per il lavoro, le pensioni, lo vedete gli obiettivi del 2018. Ricordate anche il numero di telefono 0422162678 per chiamarci, intervenire in diretta e commentare insieme insomma quello di cui stiamo discutendo, lavoro, pensioni, obiettivi del 2018. Saluto e ringrazio Giacomo Vendrame, segretario della CGIL a Treviso, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno anche a Lorenzo Zanatta della SPI CGIL Pensionati Treviso. Buongiorno. Ben trovati. Dunque, intanto stavamo commentando poco prima di iniziare il discorso di Mattarella, possiamo dire qualcosa, no? Perché in effetti forse ha stupito un po', ha parlato molto dei giovani, ha parlato della sfida elettorale che ormai è alle porte, del fatto che bisogna intervenire, bisogna farsi sentire, cioè bisogna andare al voto, perché poi quello è l'appello che ha lanciato, abbiamo ricordato anche in altri appuntamenti qui in diretta su Antena 3, però è piaciuto? Assolutamente sì, nel senso che ha fatto un discorso secondo me non scontato, ha trattato argomenti che ci vedono particolarmente in sintonia, impegnati sugli stessi fronti, perché ha trattato il tema del lavoro, della precarietà, della necessità di dare prospettive in particolare ai giovani, ha trattato anche appunto l'argomento dell'impegno, mettiamolo così, civico e quindi dell'impegno del voto, visto la scadenza della legislatura, e lo ha fatto secondo me in maniera assolutamente positiva, quindi un bel discorso che dimostra insomma che il profilo del Presidente è sempre un profilo, e devo dire che nella nostra storia per fortuna, a parte qualche parentesi, abbiamo sempre avuto presidenti di uno certo spessore, e l'importante è che le persone ascoltino le sue parole, non so come dire, e assieme alle sue e quelle di tanti che sono in linea rispetto a questo. Diciamo un discorso istituzionale, cosa che ultimamente se ne sente profondamente bisogno, super partes, no, rappresentante di quella infrastruttura che è appunto la democrazia, mettiamo così, la massima carica della democrazia, e quindi super partes che pone a tutti i soggetti politici il rispetto delle regole istituzionali e allo stesso tempo gli argomenti su cui bisogna assolutamente confrontarsi come è giusto in una dialettica di carattere politico. Ma i giovani lo recepiscono? Ecco, questo è un interrogativo. Diciamo che secondo me dovrebbero recepirlo, se non lo recepiscono bisogna farlo recepire, cioè l'idea che i giovani sbaglino è un'idea secondo me sbagliata, scusate il gioco di parole, bisogna intercettarli, non bisogna lamentarsi del fatto che i giovani non ascoltano e quindi non si interrogano sulle questioni vere. Bisogna anche saper parlare ai giovani, no? E questa è una questione che interroga tutti trasversalmente, certo, anche per richiamarli alle proprie responsabilità, perché c'è sempre, spesso nella lettura della nostra società, una lettura sempre binaria, o sbagliano tutto o hanno ragione sempre solo loro. Non è vero, cioè bisogna richiamare tutti alla propria responsabilità, e quindi anche i giovani hanno delle responsabilità, non possono sottrarsi da essere partecipi a una gestione, voglio dire, della comunità in senso più ampio, in termini positivi, soprattutto rispetto a molte legittime lamentele che hanno rispetto a quello che vivono ogni giorno, proprio perché sappiamo quanto è difficile il contesto sociale. È bene che quel malcontento venga convogliato anche attraverso una proposta. Vediamo chi c'è al telefono, vi ricordo 0422162678, pronto? Buongiorno, sono Giusy. Giusy, buongiorno, ben trovata. Non volevo parlare delle borsette, ma siccome chi me la tira proprio a sé, bisogna che parli anche di queste borsette. Sì, è la polemica di inizio 2018, signora, prego. Adesso diciamo le scioppine, quelle piccole e trasparenti. Sì. Vabbè, ok. È andata a fare la spesa lei, Giusy, questi giorni? Ma sì. Che ha fatto? Ha attaccato l'etichetta sulle arance, come fanno? Ti attento una cosa. Allora, le scioppine che il commerciante ha detto che non le fa pagare, cioè che noi ne dovremmo mai pagare, ma il commerciante le ha comprare, e ora ne ha messo in conto qua frutta e verdura che noi altri andiamo a fare a spesa. E così le mette in conto 2 volte, dice lei. E ne ha già messo in conto. Sì. E adesso spero che levi chi 5 centesimi, chi 3 centesimi, se adesso noi altri dovremo pagarle, bisogna che anche il commerciante levi quello che ne ha messo in conto prima.
Certo. Non è regala di sicuro e si opina, io non è mai regala, ma perché abbiamo sempre da pagare con frutta e verdura. Certo. Senza farsi dare i 2 centesimi, 3 centesimi, e adesso i 2 centesimi, 3, ma speriamo che io leve i soldi perché le messe prima. Sì, chiaro, Giusy. Pagaranno altri. Grazie, buona giornata. Era scontato, dottore, polemica delle ultime 48-72 ore, insomma, quindi... Spero ci dimenticheremo velocemente nelle prossime 72 ore, nel senso che con rispetto di tutti, e secondo me la questione è stata anche mal posta da più punti di vista, però che diventi l'argomento principale di fronte ai tanti problemi che abbiamo, anche di sconfronto politico, che si faccia campagna elettorale su una roba del genere, io lo trovo, permettetemi, è posizione personale, non so se qualcuno la condivide, ma assurda. Cioè, parliamo di pensioni, parliamo di lavoro, parliamo di precarietà, parliamo di queste cose che mi sembrano di una certa consistenza. Poi capisco, è fastidioso, però se facciamo il conto di quanti sacchetti prendiamo... L'impatto economico calcolavano 5,20 € all'anno, ma dipende, chiaro. Poi. Dopo, ripeto, si può far meglio, probabilmente non è stata proprio una genialata, però insomma, ripeto, che adesso riempiamo i social e le discussioni di questa cosa qui è un po' paradossale, insomma. Un paese è un po' disordinato da questo punto di vista, un'opinione pubblica che dovrà essere orientata su temi un po' più importanti. Più di qualche giorno andrà avanti, perché è una cosa che ha colpito, poi questa famosa storia dell'amica di Renzi che produce il sacchetto, allora insomma, quindi è diventata più eclatante anche per questo motivo. Oggi è ripresa anche dai quotidiani nazionali, ho visto, quindi una polemica che si pensa tocchi le tasche di tutti, poi in realtà incide veramente per una cifra probabilmente ridicola. Sono altri temi, questo è verissimo, che potrebbero cambiare la vita di noi tutti. Non è che prima non li pagassero. Certo, è vero. Sulla bilancia c'era si dovrebbe pretendere che fruttivendolo quindi voglio dire, abbassassi i prezzi. Anche al supermercato c'era la tara che magari adesso, cioè voglio dire, quindi insomma mi pare un po', la questione ambientale è altra questione, perché insomma eliminare la plastica è obiettivo, però insomma come sindacato se sarà un argomento che rimarrà, mi fai una promessa, almeno come CGIL non ci chiederete una posizione, perché insomma abbiamo altro a cui... L'hai già espressa, però non come CGIL, ma adesso vediamo se c'è qualcun altro al telefono su questo. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Angela da Venezia. Angela. Volevo fare una domanda. È cambiato qualcosa per i pensionati precoci, quelli che hanno iniziato a lavorare a 14 anni? Zanata? No, c'è la possibilità di andare in pensione con i 41 anni per le donne e per gli uomini, cosiddetti precoci, che hanno iniziato prima del 19° anno di età. Quindi fino al 2018, e mi pare che le domande vadano presentate entro marzo del 2018, si dovrà verificare la posizione, fare una predomanda, dopo ci sarà la domanda, però a determinate condizioni. Bisogna aver iniziato appunto prima del 19° anno di età, bisogna lavorare in particolari situazioni, bisogna oppure essere in stato di disoccupazione, bisogna utilizzare la legge 104, insomma ci sono delle cose particolari che le consiglio di andare all'Inca a Venezia e verificare tutta la sua situazione. Angela, lei quando ha iniziato a lavorare diceva che età? A 14 anni. 14 anni. E attualmente è disoccupata? È disoccupata attualmente? No, ora sono in malattia perché ho una malattia professionale, stanno facendo degli accertamenti. Quindi lavora, è determinata dal lavoro, però dovrei andare in pensione secondo l'INPS, che ho fatto i calcoli 2 anni fa, il 1° febbraio del 2020. Quindi? So adesso con questa malattia come... A quanti anni? Sì, bisogna vedere se il lavoro che svolge entra all'interno delle attività cosiddette gravose. 15? E a quel punto può accedere a quello che diceva prima, i 41 anni di contributi, però bisogna vedere se... Signora, quanti anni ha adesso? Di contributi ne ho 40. E di età? E di età 55. 55. A prescindere dall'età. A prescindere dall'età. E che lavoro svolge, possiamo chiedere, senza magari sapere l'azienda, diciamo?
Sì, è nel reparto calzaturiero. Calzaturiero? No. No. Non se fa turni notturni? No. Dipende se... No, non so se utilizza sostanze chimiche, forse c'è qualcosa, però l'unica roba è fare una verifica, perché poi le categorie non ce le ricordiamo a memoria. Andando al patronato Inca di Venezia, che immagino sia quello più vicino a lei, Venezia, Mestre, quello che è, insomma, è fare una verifica. Comunque non si è modificato nulla rispetto al 2017, rispetto a questa cosa qui, se non il blocco dell'innalzamento dell'età per alcune categorie, però insomma è esattamente come il 2017. Quindi per lei resterebbe 1° febbraio 2020 come le avevano detto. E comunque entro marzo andare all'Inca. Sì, per fare una verifica. Grazie Angelo, buona giornata. Sì, buona giornata anche a voi. Buongiorno. Ci fermiamo per un minuto, poi vi facciamo vedere quello che abbiamo mostrato ieri nei telegiornali, cioè la rabbia del segretario dello SPI-CGIL pensionati Paolino Barbiero, intervistato ai nostri microfoni, perché diceva, insomma, abbiamo parlato più volte dell'aumento, finalmente l'adeguamento ritorna dopo anni per quanto riguarda il 1° gennaio le pensioni, ma annullato già da alcune extra spese. Ci fermiamo un minuto e ripartiamo da qui, a tra poco. Garantito. Ore 13, torniamo in diretta, lavori, pensioni e obiettivi, quindi obiettivi di questo 2018, appena iniziato. Allora, vediamo insieme quello che vi raccontavamo poco fa, cioè i dati alla mano, i conti fatti da Paolino Barbiero, segretario dei pensionati a Treviso, della CGIL, per questo inizio 2018. Era molto atteso ovviamente con questo adeguamento finalmente delle pensioni, ma che succede? Vediamo. Altro che buon anno, la parola d'ordine di questo 2018 pare essere aumenti, non quelli di stipendi e pensioni naturalmente, ma di prezzi e bollette. La CGIL denuncia l'incremento già misero delle pensioni pari all'1,1%, gli anziani neanche si accorgeranno di averlo in tasca. L'aumento delle pensioni sta sotto i 10 euro. In alcuni casi per chi è sotto i 750 sono netti, in altri casi sono lordi e quindi si pagano anche le tasse, per cui sono degli aumenti minimi che però nel momento in cui aumentano le tariffe vengono mangiati prima ancora di essere spendibili per aumentare la qualità della vita delle persone. E a stare peggio, neanche a dirlo, saranno come sempre i pensionati fino a 700 euro mensili e i lavoratori con retribuzioni intorno ai 1000 euro. Anche perché gli aumenti non sono graduati rispetto al reddito, sono uguali per tutti, riguardano la luce, il gas, i rifiuti, adesso ci hanno messo anche i sacchettini di nylon per la frutta e verdura e quindi alla fine le persone si troveranno a dover pagare di più per avere la stessa cosa di prima e senza aver avuto un aumento consistente della propria retribuzione o della propria pensione. È vergognoso quello che sta succedendo. I sindacati allarmati si stanno già mobilitando. Apriremo da subito un confronto con i comuni per fare in modo che ci sia un effetto di calmierazione intervenendo sulla riduzione delle tasse locali e non solo con i comuni, ma dovremo fare subito l'accordo con Ascotrade, con l'Atto dell'Acqua e con le società di rifiuti Contarina e Savano per fare quella che noi chiamiamo la tariffa sociale, cioè uno sconto per le famiglie più deboli che hanno redditi sotto i 15.000 euro di ISEE. Ecco, quindi effetto annullato? No, di questo adeguamento? È il rischio, nel senso che poi c'è sempre questo un po' di discrasia, no, tra il costo della vita, perché ricordo che l'aumento dell'1,1% delle pensioni è legato al fatto che l'Istat certifica che il costo della vita è aumentato di quella proporzione, no? Però poi a ben vedere le spese che sostiene un pensionato, in particolare ai bassi redditi, spesso non è proprio perfettamente in linea, perché poi le bollette pesano. E quindi insomma c'è una situazione complicata da gestire. Questo è un problema tra l'altro non solo dei pensionati, ne discutevamo anche prima venendo qui, è un problema dei redditi, in particolare i redditi da lavoro e da pensione. Bisogna fare una politica che in qualche modo incentivi l'aumento dei redditi, questo vuol dire contratti nazionali un po' più generosi, questo vuol dire parlare con le imprese, ma vuol dire anche un fisco che deve guardare alle effettive esigenze delle famiglie. Su questo
è chiaro che il lavoro che noi abbiamo fatto a Treviso fino adesso, ovvero in qualche modo prevedere delle tariffe di carattere sociale per i redditi più bassi, è un lavoro che diventa sempre più prezioso proprio alla luce anche di questi dati qui. Cioè il beneficio dell'1,1 riusciamo a farlo prendere se riusciamo a fare l'accordo ad esempio sul gas. Il beneficio lo garantiamo nel momento in cui riusciamo ad esempio con Savno addirittura magari ad allargare la platea di beneficiari di chi ha gli sconti sui rifiuti. Stiamo parlando di, per quanto riguarda il gas, da 100 a 150 euro a famiglia di risparmio. Per quanto riguarda i rifiuti stiamo parlando dai 40 ai 60 euro, poi dipende. Per quanto riguarda l'acqua stiamo parlando di altri 30-40 euro, cioè, li metti assieme, sono un gruzzolo importante. E penso che appunto, e questo vale per il nostro livello locale, provinciale di Treviso, sia un'attività che dobbiamo svolgere anche alla luce proprio di questi dati qui. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Non anticipo ma neanche in posticipo, vi auguro comunque buon anno a tutti voi. Anche a lei famiglia signora, prego. Devo dire due semplici parolette sui sacchettini. Ma quei sacchettini lì già li pagavamo prima quando ci pesavano la frutta e la verdura. Esatto, sì. Vogliono farceli pagare 2 volte, chiusa la parentesi. Mi viene spontaneo pensare che ormai ci parliamo sopra, sindacati, operai, pensionati e quant'altro, e che ci rendiamo conto che ormai non è più possibile andare avanti così. Poi vediamo i gioielli rubati al Maharaja a Venezia, poi vediamo dirigenti e questori in Veneto che sono quasi tutti del centro-sud. Stamattina sentivo della speculazione dei sassi di Matera, una stanza con le pietre vive che sembra il presepio di Nazareth, a 1.700.000 euro venduti agli americani. Certo. Non vi sembra che questo sia un mondo che va all'incontrario? In ultima analisi pregherei i sindacati del Veneto di far togliere i super ticket ai medicinali di chi ha malattie croniche, veneti e non veneti. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie signora, buongiorno. Tante questioni dei sacchettini avevamo detto anche poco fa, infatti magari rischiamo di pagarli 2 volte. Matera, interessante, è chiaro che era, ricorderete, insomma, prima degli anni 50 era una zona in cui insomma, queste famiglie vivevano in un'unica stanza con il bue e l'asinello di fatto, ma con gli stessi animali. Insomma, fu poi un grande progetto nazionale a riqualificare quell'area. Adesso ho visto anch'io stanze, non solo la vendita evidentemente a cui faceva riferimento la signora di uno di questi sassi, di queste residenze, ma gli alberghi che sono stati creati lì con cifre tra 900, 1000, 1200 euro a notte. È chiaro che ci sono anche quelli normali da 70, 60 euro, però ci sono anche situazioni e condizioni di questo tipo, insomma c'è un po' di tutto. C'è un'altra telefonata già ancora, non riusciamo a dire niente. Giacomo, se vuoi commentare e dire qualcosa per esempio Super Ticket, è molto interessante quello che ha detto la signora, poi vorrei sentire Zanatta. Un altro aspetto di cui bisognerebbe discutere, noi l'abbiamo fatto come CGIL nel 2017, sono i costi legati alla sanità. Nel senso, purtroppo noi registriamo, e la signora ha fatto bene a porre il tema, tante persone, a proposito di costo della vita, stiamo parlando, se non sbaglio, vado a memoria, di circa 400 soggetti in Veneto che decidono di non curarsi perché non hanno i soldi per poterlo fare. Siccome ormai anche curarsi, nonostante il sistema sanitario nazionale garantisca insomma la gratuità di alcune prestazioni, ci sono comunque dei balzelli dal ticket fondamentalmente, ma anche le spese farmaceutiche, che purtroppo fanno sì che, se non controllati sotto il profilo anche della valutazione economica di chi va a sostenere quella spesa, rischia di diventare un deterrente. Quindi ci sono persone, anziani molto spesso, che non si curano perché non hanno i soldi per farlo. Cioè, io penso che questo sia un tema serio che va affrontato anche di fronte a una legge di stabilità che ancora una volta sulla sanità
diminuisce le risorse e via dicendo. Cioè, su questo riguarda il Veneto, riguarda lo Stato italiano, una riflessione forte va fatta, perché la sanità non è un costo ma in realtà è un investimento. Poi c'era una questione, non solo anche in Veneto ovviamente, ma in Friuli Venezia Giulia affrontata più volte, visto che si va in campagna elettorale nel vicino Friuli Venezia Giulia, promesso da Deborah Serracchiani che sarebbe stato eliminato, di fatto è stato rimodulato, quindi non pesa di meno o non pesa sulle classi noi più lo facciamo comune in difficoltà, per comune. però è, noi è difficile evidentemente eliminare. Ci rendiamo conto che la questione del bilancio, che sia di un comune, che sia di una regione, come quella dello Stato, è una questione seria che non va sottovalutata al di là dei populismi. Noi ad esempio nei comuni l'addizionale IRPEF chiediamo che sia modulata in base al reddito, chi ha di più paga di più e chi ha meno paga di meno. Questa cosa, questo principio, che tra l'altro è un principio costituzionale, dovrebbe essere applicato in tutti gli ambiti. Telefonata, poi Zanotta, arrivo, promesso. Pronto? Buongiorno, volevo chiedere una breve informazione riguardo all'app social. Sì. Se viene presentata quest'anno per chi entra con l'età dei 63 anni quest'anno, e visto che il governo ci sono praticamente le votazioni a marzo, se si presenta la domanda quest'anno c'è il rischio che salti questo discorso o può rimanere sempre in ballo? No, signora, è come dire che salta la sanità perché si va a votare, no? Cioè, quelli che sono non si sa mai, magari. No, beh, ha fatto leggi, benissimo, no? perché in effetti meglio chiarire. Lorenzo Zanotta. È strutturato, è finanziato, è regolato, quindi no, direi che l'ordine delle cose resta così. 2018 era previsto e così è, insomma. Quindi resta solo l'APE volontaria, che devono ancora articolarlo, devono ancora stabilire come fare le cose, ma l'APE sociale resta sicuramente com'è. Va bene signora? Niente, non è più al telefono. Speriamo di aver risposto. Possiamo solo ricordare, Zanotta, se abbiamo il dettaglio, cos'è l'APE social e chi può farne richiesta? Beh, l'APE social è quello nato in base a quell'accordo sindacale del 2016, dove si era previsto appunto l'APE social e l'APE volontaria. Era una forma di pensionamento anticipato rispetto alle norme della vecchiaia, ma non è un pensionamento, è un anticipo del pensionamento, nel senso che viene erogato un assegno, il quale viene dato però per l'APE social, va bene così, per l'APE volontaria invece è un prestito che viene fatto e che poi viene restituito in 20 anni. APE social, 63 anni di età? 63 anni di età. E dentro le categorie di cui sopra, che ne abbiamo commentato anche sui precoci. Ci sono 4 condizioni: disoccupazione, 104, un elenco di lavorazioni e l'invalidità deve essere superiore al 74%. 74%. L'APE volontaria, 63 anni, e dei calcoli che bisogna fare per capire se conviene. Però sull'APE volontaria ancora non possiamo... Non abbiamo nulla, siamo in attesa, però è stata prorogata con la legge di stabilità del 2018 al 2019. Senza però avere i criteri, quindi ancora non ci si può accedere. Nulla, no? Cioè, però abbiamo recuperato quello che doveva essere nel 2017. Va bene, ci fermiamo un minuto, credo sia già tempo della pubblicità, sì, grazie ragazzi, ci fermiamo un minuto e poi ripartiamo da qui, vi aspettiamo. Ore 13 siamo a CGIL come ogni giovedì. Dunque Lorenzo Zanotta, parliamo di quello che prevediamo, poi le telefonate spesso arrivano adesso da qui in avanti, anzi, no? Perché a gennaio cominciano a chiedere in molti pensionati che cosa succede nella loro busta ogni mese, in questi primi 2 mesi in particolar modo. Adeguamento, quindi cosa è successo dal 1° gennaio e allora, altro? Dal 1° gennaio tutti i pensionati avranno un incremento della loro pensione che sarà dell'1,1 per le pensioni fino a 1.500 euro. Lordi. E poi comincia a diminuire perché il sistema inventato dall'allora Presidente del Consiglio Letta aveva previsto una modifica della perequazione andando a non modulare
in base all'importo della pensione. Quindi tutti avranno un incremento rapportato alla loro pensione e in più chi era in pensione nel 2014 e quindi con la perequazione del 2015 dovranno restituire quello 0,1 in più che è stato erogato perché la perequazione è fatta sempre in maniera provvisoria. Il meccanismo della perequazione... Cioè pensano che si debba dare l'aumento, poi a fine anno si accorgono che... Fanno il contrario. Esatto, mettiamola così. Prevedono cerco di farla più semplice. Un certo grado di certezza. Prevedono in base ai prezzi di confronto del biennio precedente che fino a settembre l'aumento o la diminuzione è stata quella. Non possono preparare compreso l'ultimo trimestre dell'anno, perché l'INPS deve lavorare 18 milioni di pensioni e quindi ha bisogno di spazio per lavorare intorno a queste cose. E quindi di norma la previsione è quella di pareggiare, per male che vada, all'epoca, perché eravamo ancora in uno stato di crisi consistente, la previsione dell'ultimo trimestre è stata sbagliata e quindi ecco che nasce sta roba qua. Quindi devono restituire lo 0,1. Quando chiamerà qualcuno dicendo mi hanno dato rispetto al mese precedente allora, qualche euro in meno, perché poi c'è ad esempio una pensione che va fino a 2.000 euro, una trattenuta di 24 euro. Al mese? No, ecco, divisa una tantum tra gennaio e febbraio. E basta, poi non viene più... E basta, ovviamente. Il problema grosso, è quello che veniva accettato prima anche da Giacomo, è che quell'incremento, lo diceva anche Paolo, che noi abbiamo ricevuto, alto o basso, dipende dall'importo delle pensioni, è un importo all'ordo. Ma per tutti? Perché lui diceva alcuni sì, alcuni no. Ci sono quelli che hanno ad esempio un trattamento minimo che non pagano le tasse, ovvero le pagano ma la loro detrazione per produzione di reddito è più alta dell'imponibile e quindi diventano soggetti che non pagano le tasse, ma è il meccanismo che li salvaguardia in sostanza. Ma tutti gli altri, quelli con un importo superiore al trattamento minimo, quindi superiore a 507 euro, l'importo di quest'anno, sono incrementi, quelli dell'1,1, lordi. E quindi? Quindi quando l'INPS va a rimodulare l'importo, va a rimodularlo sul nuovo importo. Quindi se io da 600 euro prendo 605 euro, l'imposta viene pagata sui 605 euro. Quindi l'incremento dei 4 euro di incremento viene già mangiato in copertura di questo. Poi dobbiamo inserire l'IRPEF regionale. Però per forza, se no doveva essere calcolato sui 600. Però... Ho capito, comunque sia. No, ma questo lo dice perché chiaramente molti pensionati si rivolgono a noi e fanno i conti sul netto. No. E i conti sul netto sono sempre condizionati dagli aspetti di carattere fiscale, che tra l'altro sono differenti da soggetti a soggetti, perché banalmente il comune di residenza cambia l'addizionale comunale, per dirlo, e tutti i ragionamenti che noi sempre facciamo lo facciamo sull'ordo, perché non può essere fatto altrimenti, voglio dire, dall'istituto e in termini generali. No, qualcuno può anche dire ma dov'è sto, non doveva arrivare l'aumento, no? E poi di fatto lo percepirà, però comunque se aggiungi il fatto che ci sono sentiamo la telefonata poi. Scusa Giacomo, concludi poi la telefonata. Che ci sono delle trattenute una tantum, che spesso il mese di gennaio è anche il mese dei conguagli e tutto, e marzo anche, abbiamo una situazione in cui in questi mesi i pensionati guardano la loro OBSM, si dice, la loro busta paga, e fanno fatica a capire rispetto a tutte queste cose effettivamente se quello che c'è scritto è corretto o meno, motivo per cui è bene che vengano da noi. Esatto. E noi facciamo i controlli su tutte le pensioni, comprese quelle nuove. Quando saranno pagate regolarmente il primo? Anche già il primo pagate, di gennaio? No, il 3. Esatto. Quest'anno il 3. L'anno prossimo? No, tutti gli altri mesi il primo di ogni mese. Certo, l'anno prossimo sempre 3 gennaio comunque, no? No, dipende perché c'è quel problema là che si diceva. Dipende da quando cade il primo giorno bancabile, insomma, dopo. Telefonata, pronto? Buongiorno. Prego, buongiorno.
volevo un'informazione. Io dal 1° dicembre sono andato in pensione. Sì. Il 19 di settembre ho fatto domanda tramite patronato all'INPS per il discorso della pensione. Ho fatto con 43 anni e 5 mesi di lavoro. Ecco, io a tutt'oggi dall'INPS devo ancora vedere l'accredito della pensione. È una cosa normale che dopo 2 mesi che mi aspettano di pensione? Purtroppo sì, guardi, lo abbiamo ripetuto più volte, è assurdo, va bene, insomma, però è vero, ci vuole qualche mese a volte? Allora, no. Di norma anche il mese successivo viene liquidata, però, e c'è sempre un però, no. Aspetti, ascolti. Il però sta nel fatto che l'INPS nel mese di novembre e dicembre blocca tutte le operazioni di nuove liquidazioni e anche gennaio in parte, perché sta aggiornando tutte le pensioni in essere, già in essere, per il 1° gennaio dell'anno successivo. Quindi le liquidazioni vengono predisposte, ma non vengono liquidate per effetto appunto di questo meccanismo. Ripeto, ci sono 18 milioni di pensioni complessivamente, siamo in 14 milioni di pensionati, 18 milioni di pensioni da aggiornare, e l'articolazione e le varie pensioni che esistono nel nostro paese da tutti i settori, quindi l'INPS è un centro non indifferente di raccolta di questo, ha bisogno di questi tempi per fare tutto quello che deve fare. Quindi io fin da giovane ho visto sta roba e insomma l'ho accettata, nel senso che è comprensibile che un meccanismo del genere abbia la sua esistenza all'interno del sistema previdenziale, ma è il male minore rispetto a... Quindi è prevedibile che ecco, questo volevo capire, cosa entro il mese di gennaio venga gennaio avrà il TE08 perché è già stato predisposto, perché ha bisogno dei tempi, ma a gennaio riceverà sicuramente la liquidazione. Ma invece, giusto per capire, questo signore cosa riceverà? Un unico... Lui riceve la pensione. Ma ne riceve un unico? No, riceve i pregressi ovviamente, questi mesi, certo. Li riceve in un'unica soluzione in più... Lui riceve un foglio di liquidazione con la pensione del 2017, con quella del 2018 già aggiornata. Invece approfitto di questo perché, ad esempio, molti pensionati hanno avuto la pensione nel corso del 2017, ad esempio stamattina ne avevo uno che aveva la decorrenza agosto 2017. E succede un fenomeno sulla tassazione, perché l'INPS applica la tassazione per gli importi che eroga nel corso dei mesi, da agosto a dicembre in questo caso. Quindi l'aliquota è più bassa rispetto a quella di un anno intero. Quando entra il 1° gennaio 2018 applica la tassazione prevista per un anno intero e quindi questo signore ha avuto una tassazione più alta nel 2018 perché non aveva appunto l'anno intero e quindi ha avuto di fatto una diminuzione della pensione, ma non dell'ordo, del netto, perché l'aliquota fiscale è aumentata. Quindi chi si trova in questa situazione, se viene all'interno della CGIL, all'interno dello SPI, potrà avere tutte queste spiegazioni in maniera adeguata, fatto un confronto con i cedolini del 2017 rispetto a quello di gennaio 2018 o anche a febbraio e marzo quando interverranno, per avere un chiarimento su questo meccanismo che è un po' strano, ma è anche ovvio, nel senso che le cose devono andare noi spieghiamo quando ci sono delle presunte anomalie ed è chiaro che nel farlo verifichiamo anche se ci sono degli errori, perché se dovessimo verificare che c'è un errore si interviene. Da questo punto di vista lo SPI di Treviso è una macchina da guerra, insomma, nel fare in modo che le persone abbiano quanto dovuto, perché ricordo, non è che voglio dire quanto è dovuto, quanto è previsto secondo normativa vigente. E poi invitiamo tutti i pensionati ad andare alle assemblee comunali che faremo dall'inizio del mese di febbraio in tutti i comuni fino alla fine di febbraio, e quindi tutti i nostri iscritti saranno invitati, anche i non iscritti potranno partecipare, che poi ovviamente se si iscrivono
va meglio per loro e per noi, ma comunque questa iniziativa parte per spiegare sto mondo previdenziale che è molto articolato, difficile da gestire, ma è nella sua perversione esatto, definizione corretta, sì. Una maniera per capire che il nostro mondo funziona in questa maniera, insomma. Certo, ma e poi anche per capire quali sono le opportunità, no? Come raccontiamo ogni giovedì, cioè tante cose che molti hanno scoperto ascoltandoci, esatto. e che possono chiedere, perché molte appunto non sono scontate, no? Come sono dicevamo, occasioni importanti queste assemblee, tra l'altro insomma siamo una delle poche, voglio dire, organizzazioni che riesce ad avere dei momenti di confronto con le persone in carne ed osso in maniera così diffusa, perché insomma siamo presenti in 95 comuni, il numero di assemblee sono veramente tante, tant'è che insomma saremo impegnati tutti, in alcune andrò anch'io, voglio dire, ed avere di fronte nelle assemblee anche del comune più piccolo dalle 30, 40, 50, ci sono assemblee che considerate sono 150-200 persone quelle che si presentano, è un'opportunità importante per far conoscere quali sono i propri diritti a persone. Le fate, no? Sempre ogni anno? Certo, la cosiddetta festa del tesseramento, perché viene utilizzata questa modalità dello SPI per consegnare la tessera del 2018. Dov'è che si presentano più pensionati? In quale comune? Quelle più partecipate? Cioè, no, dove è il comune più anziano? I capoluoghi sicuri. Dove? I capoluoghi, tutti i capoluoghi sono, cioè, dipende anche dall'entità del numero di pensionati. Però dipende, insomma, anche Vittorio Veneto, per dire, dipende. No, il lavoro. Invece volevo approfittare, posso? Sì? Andiamo alla pubblicità che è l'ultima e poi torniamo in diretta con ancora lavoro e pensioni, insomma, per l'ultimo quarto d'ora da fare insieme, e ascolteremo altre telefonate. 0422 1626 798, ricordatevelo, a tra poco. Garantì. Ore 13, ancora 10 minuti da passare insieme, lavoro pensioni, gli obiettivi del 2018, intanto mi dicono c'è già una telefonata, la sentiamo subito, poi abbiamo altre novità. Pronto? Sì, buongiorno, io sono della provincia qua vicino a Cornuda, di Treviso. Cornuda, buongiorno. Io ho finito la mobilità quest'anno a dicembre dell'anno scorso praticamente. Volevo sapere, ci sono degli ammortizzatori ancora dalla regione, un qualcosa o che può essere dei contributi praticamente? Non so. No, che io sappia no, perché tutti gli ammortizzatori in deroga, compresa la cosiddetta mobilità in deroga, non è mai, è stata di fatto non più finanziata e dismessa, così come altri ammortizzatori. Quindi in questo momento io le consiglio comunque di venire in una nostra sede, nel suo caso a Montebelluna, per fare una verifica. Un'altra cosa che volevo chiederle, io ho sentito prima che per i lavoratori con quota 41, se hanno lavorato prima di 19 anni, avrebbero diritto a far domanda. Sì. Ape Social, no, cosa dicevamo prima? No, precoci, sì. Precoci, perdoni, sì. Cioè, io ho iniziato a lavorare prima di 19 anni. E ha 41 anni in contributi? In teoria adesso dovrei andare proprio martedì prossimo alla vostra sede per farmi i contributi. Perfetto. Penso di sì, di averli. Perfetto. Bisogna vedere, perché le anticipo una cosa, ma poi se incontra o Valentina o Alessandra o Giuliana che sono lì a Montebelluna le lo diranno. Bisogna vedere, perché lei, essendo uno degli ultimi in mobilità, perché la mobilità non esiste più, non so, chiedo a Renzo se lo sa, perché il provvedimento parla di la persona in disoccupazione che può accedere al precoce deve essere 6 mesi senza l'indennità di disoccupazione. Quindi non dovrebbe più avere nemmeno la mobilità? No, ma lui non ce l'ha più da dicembre, il problema è che bisogna vedere se è previsto nel caso della mobilità, perché... quello volevo chiederle io. Comunque io ho proprio l'appuntamento con la Valentina per parlare di queste cose qua, ma non sapevo che si poteva fare la domanda aver lavorato prima di 19 anni, perché non sono proprio precoce. No, lei deve aver lavorato un anno prima del 19° anno di età. Ma prima non erano 3 anni? No, mai stati. La definizione di precoci per la legge è stata prevista in quell'accordo famoso e è definito lavoratore precoce chi ha lavorato almeno 12 mesi prima dei 19 anni. Il compimento di 19 anni. anni. Quindi rientra, diciamo, in questa
questo criterio? Sì, potrebbe rientrare, ma è meglio che faccia quella verifica. Invece sono intervenuti per l'APE sociale modificando le norme sul stato di disoccupazione e inserendo altre condizioni che prima erano perentorie. Quindi che vada dove ha detto di andare a Montebelluna e Valentina. E da là vedrà le ha detto cose. Prima dei 19 anni aveva lavorato un anno, no? Almeno. In teoria, da quello che mi risulta sugli estratti, sì. Okay. Però devo appunto confermare con la vostra... Comunque in buone mani se va e poi ci sono altre 4 condizioni, una di 4, appunto lo stato di disoccupazione, eventualmente io adesso io non percepisco allora reddito niente. Se va bene soddisfa questo, altrimenti il 74% di invalidità, lavori cosiddetti gravosi, se ci sono, dipende cosa fa. No, la mia fabbrica praticamente ha chiuso l'attività e siamo stati tutti a casa. Basta. Quello, disoccupazione. Quindi ci faccia sapere, quando ha questo appuntamento a Montebelluna con Valentina? Il 9 di gennaio. Ecco, è martedì prossimo, quindi noi ci vediamo, poi giovedì ci fa sapere com'è andato, così controlliamo. La ringrazio, buona giornata. E impariamo una cosa in più. Grazie a lei, buongiorno. Dunque, abbiamo saltato qualche punto, mi pare, no? Allora, cosa dobbiamo dire adesso? Ci sono delle variazioni. Cambiamenti di stabilità? Sì, anche cambiamenti di stabilità, però volevo soprattutto fare due comunicazioni. Ad esempio, quest'anno cessa il contributo di solidarietà di alcuni fondi che dovevano solidarizzare appunto tipo gli elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e dirigenti d'azienda. Quindi cessa il pagamento del contributo di solidarietà che è iniziato il 1 gennaio 2012 e si è concluso al 31 dicembre 2017. E che tanto veniva prelevato già alla fonte, no, immagino. Sì, è una buona notizia. Però è una buona notizia per queste categorie. Era dato per alcune particolari situazioni che adesso sorvoliamo. Invece da quest'anno ci sono alcune posizioni pensionistiche che vanno guardate con un occhio diverso. Ad esempio, le lavoratrici dipendenti del settore privato andranno in pensione non più a 65 anni e 7 mesi, ma a 66 anni e 7 mesi. Le lavoratrici autonome andranno anche loro in pensione a 66 anni e 7 mesi. E invece l'assegno sociale aumenta da 65 e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi. Poi teniamo presente che l'INPS invierà entro febbraio i modelli Q, cioè le comunicazioni relative ai redditi, non invierà, predisporrà la possibilità di estrarre questi modelli, compresi l'OBSM che uscirà tra poco, e quindi i pensionati che sono interessati e che non sanno o non hanno nessuno che gli aiuta a prelevare questi modelli possono venire in sede CGIL e siamo attrezzati, se sono nostri iscritti oppure se hanno il loro PIN, a fare questi prelievi, che poi sono tutti materiali che servono sia per la denuncia di redditi, sia per l'ISEE, sia per altre cose. E a proposito della denuncia dei redditi, è stato spostato verso fine luglio addirittura anche la presentazione della denuncia dei redditi. Poi la scadenza. Poi ricordo che anche l'indennità di accompagnamento viene incrementata di 0,92 centesimi. Non è una grande cifra, ma perché ci sono parametri diversi rispetto alle pensioni. Ti paghi i sacchettini. Poi ci sono ancora le 14esime da tenere d'occhio, e poi ci sono alcune modifiche riferite alla legge di stabilità che riassumo nel fatto che l'APE volontaria è stata prorogata al 31 dicembre 2019, che sono intervenuti appunto sull'APE sociale modificando lo stato di disoccupazione, e poi che si hanno fatto alcuni accenni riferiti alla RITA, che è
meccanismo di anticipo della previdenza complementare. Insomma, ci sono tante piccole, purtroppo per certi versi, noi come organizzazioni sindacali avevamo chiesto al governo ben altri interventi sulle pensioni e non ci sono stati in qualche modo accordati, non si sono accordati, però la dimostrazione che insomma elementi di novità ce ne sono, molto specifici, però l'indicazione è rivolgetevi a noi, perché attraverso il nostro patronato, attraverso i pensionati, attraverso le nostre strutture mettiamo in campo le risposte opportune nel momento in cui ci sono. Penso sia particolarmente importante insomma questa cosa. Giacomo Vendrame, sul lavoro cosa abbiamo detto poco? Sul lavoro continua, voglio dire, una situazione diciamo così, di ripresa economica che però fa fatica a scaricarsi sul fronte occupazionale nella maniera giusta. Cosa vuol dire? Purtroppo permane uno stato di precarietà che è uno stato appunto non solo contrattuale ma proprio di condizioni di lavoro generalizzate che purtroppo secondo noi deve cambiare velocemente verso. Noi ci auguriamo che vadano a buon fine alcune trattative di carattere nazionale, in particolare quello del pubblico, perché è particolarmente importante per dare risposta a quei lavoratori che da 8 anni stanno aspettando un aumento, non hanno più preso una lira in più da 8 anni, al di là delle polemiche che so che cita ogni volta nel momento in cui parli dei pubblici, ma poi ci sono tante altre avvertenze. I contratti nazionali sono fondamentali per dare risposte in termini salariali, quindi reddito, quindi SKEI alle persone, e abbiamo tanti fronti aperti, dal commercio alla gomma plastica che oggi leggevo che hanno dichiarato 16 ore di sciopero. Insomma, ci sono tanti contratti nazionali che vogliono vedere un riconoscimento di quello che secondo me è legittimo, cioè di un aumento contrattuale. Telefonata flash perché dobbiamo chiudere, chiedo. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giuseppina, volevo chiedere una... Prego Giuseppina, dica pure, però la prego velocissima. No. Sì, no, volevo solo una cortesia, sapere, siccome dicevano che aumentavano qualcosa di pensione, e io ieri sono andata a tirare la mia pensione, e è una cosa che non mi aspettavo, di aumento ho preso 80 centesimi. Che pensione ha, signora? Di commercianti. Commercianti, che importo ha all'ordo? Che importo ha? Sì. L'ordo non lo so, perché tanto che non mi arrivano casa carte che specificavano questo e quello. Senta signora, netto ce lo può dire? Netto ce lo può dire? Sì. No, qua, un secondo. Ecco, prima prendevo l'anno di 2017 7,94,92 e adesso prendo 7,95. Allora, che decorrenza ha della pensione? Cioè? Da quando ce l'ha? È dal 2010. No. Allora, lei con quell'importo avrà circa una pensione di 1.000 euro lordi. Ecco. Quindi dovrà aver avuto un incremento di 11 euro circa. Ecco. Però lei dovrebbe aver avuto anche una trattenuta di circa 9 euro. Quindi può essere che l'abbiano trattenuta metà subito e la metà prossima la prenderà a febbraio. Però nel suo caso le consiglio, dove abita? Castelfranco Veneto. Allora va a Castelfranco Veneto in sede CGIL che è in zona Piazza Europa Unita. Piazza Europa Unita. Sì. Chiede di Giacobbi e lui le darà tutte e le poi signora ci fa serve. sapere, perché così è interessante, fa una verifica se questo aumento c'è bene, fatto giusto oppure no. Vada a vedere in Piazza Europa Unita. Sì, ho capito, però a me tengono tutto anche l'informazione dei commercianti. No, capisco, va da loro allora, ma insomma se viene da noi la risposta ce l'ha comunque, non è che voglio dire diamo risposta a tutti. Sì. Faccia questa prova e poi ci fa sapere giovedì prossimo. Grazie, buona giornata. Dobbiamo chiudere. Grazie a Giacomo Vendrame e Lorenzo Zanatta, a voi che ci avete seguito da casa come sempre. Ricordatevi, i telegiornali ricominciano a partire dalle 18:30, poi questa sera 20:10 ci sarà Romolo Guarnieri, padre di Bruna, scomparsa 10 anni fa a Los Roques. Grazie, buona giornata.